Buona giornata, bentrovati, nuovo appuntamento, nuova settimana, parliamo di sport come di consuetudine a partire dal lunedì fino al venerdì, poi trascorreremo insieme per voi il weekend con gli avvenimenti sportivi e ve ne parleremo appunto il lunedì prossimo. E allora vi ricordo la vostra e la nostra web tv www.venetoglobe.com, trovate tutto in modalità on demand, mentre ogni sera 19:40 e poi in seconda fascia e nella prima parte della mattinata il programma sul digitale terrestre, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, l'emittente del Nord Italia che si chiama Caffè TV 24. E allora andiamo a vedere le principali notizie per questo weekend appena trascorso. Cominciamo dalla Formula 1 a Marina Bay a Singapore nella 15ª gara del Mondiale. C'è stata una stupenda doppietta della Ferrari, con il primo posto ritorna la vittoria Vettel e il secondo posto di Leclerc. Al terzo si classifica Verstappen. Al mondiale in Corea invece Bebe Vio trascina nel fioretto la squadra azzurra al bronzo. Complimenti. Domenica invece il MotoGP sul circuito di Alcanis per il Gran Premio di Aragogna, 14ª tappa del motomondiale, ha visto la vittoria di Marquez, secondo Dovizioso, terzo Miller, ottavo soltanto Valentino Rossi. Partito anche il mondiale di rugby in Giappone per quanto riguarda l'Italia domenica mattino. L'esordio contro la Namibia è stata una partita con vittoria degli azzurri per 47-22, ma è un'Italia che fa una figuraccia un po' particolare e non convince del tutto. Si fa male tra l'altro il Benetton Tiziano Pasquali, ma per fortuna sembra solo una fastidiosa botta e poi alla spalla destra potrebbe essere già disponibile per le prossime gare della nazionale. MVP un altro Benetton, ovvero Federico Ruzza, altro uomo Benetton, vi dicevo, giovedì la nazionale ritorna in campo contro il Canada. Intanto soddisfazione in casa Benetton per aver rivisto, e siamo sempre nel rugby, per aver rivisto in campo questo giocatore Nasi Manu che un anno fa circa, ricorderete, era stato colpito da un cancro all'apparato urigenitali. Ieri Nasi è tornato in campo nel mondiale per affrontare dal 17° del secondo tempo l'Inghilterra. Complimenti a lui. A Bari nel weekend Supercoppa di basket maschile, ieri sera finale tra Sassari ed Umana Reyer Venezia, la spuntata dopo un supplementare la compagine di Pozzecco, la banca di Sardegna, che ha vinto per 83-80. Europeo di volley maschile che ha visto l'Italia vincere 3-0 contro la Turchia, e domani gli azzurri, come pronosticato, giocheranno una rivincita con i francesi. Si è giocato il turno, la quarta giornata del campionato di Serie A, con questi risultati, quantomeno quelli più interessanti: Atalanta-Fiorentina 2-2, a Bologna Roma batte Bologna 2-1, a Torino Juventus batte Verona 2-1 faticando un pochino, Lazio-Parma 2-0, a Lecce il Napoli va tranquillo 4-1, Milan che perde in casa il derby della Madonnina per 2-0 contro l'Inter, la Samp che batte il Torino per 1-0 e mette un po' in crisi i Granata di Mazzarri, Udinese che perde in casa dal Brescia per 1-0. In virtù di questi risultati l'Inter è sola al comando con 12 punti, insegue la Juventus a 10. In B le Venete con questi risultati: Frosinone-Venezia pareggio 1-1, ad Empoli batte Cittadella 1-0, a Livorno passa il Livorno per 2-1 sul Pordenone di Tesser, Chievo-Pisa invece concludono con un pareggio 2-2. Nella Serie B femminile a Roma la Permac vince la sua seconda di campionato, il Permac Vittorio Veneto vince per 2-0 e il Permac al momento è capolista, che attende la prossima domenica in casa Perugia.
Andiamo in Serie C, nel girone B questi i risultati che più da vicino ci interessano. Arzignano Sud Tirol 1-0 per il Sud Tirol, Gubbio Lanerossi Vicenza vince il Lanerossi Vicenza per 3-0, Virtus Verona batte Triestina 3-2 con crisi per il tecnico Pavanel, Vispesaro 0, Padova 2, conferma quindi la buona fuga del Padova che rimane in testa alla classifica di questa Serie C. La Serie D con i risultati: Adriese batte Tamai 2-0, Belluno perde in casa dal Ciarlins Musane per 1-0, a Caldiero batte Montebelluna, la formazione trevigiana di Bodo perde per 1-0, Campodarsego batte San Luigi 1-0, Chions cede in casa all'Union Feltre di Andreolla per 3-2 ed il Villafranca cede pure lei in casa al Mestre di Zecchin con l'identico risultato 2-1. Anche quest'anno il nostro campionato di riferimento sarà quello di eccellenza che seguiremo con servizi, interviste, telecronache per tutta la stagione. La telecronaca che potete trovare già online sui nostri canali Facebook e YouTube è quella dell'Eclisse Careni Pievigina contro lo Spinea. La potete vedere, trovare naturalmente in modalità on demand, la potete vedere quando la volete. Allora, i risultati della terza giornata dell'eccellenza sono stati i seguenti: Strana batte Calvinoale 3-1, Liventina Real Martellago 1-1, Sandona di Piave batte Montello a Volpago del Montello 3-0, Union Pro Lia Piave 1-1, a Farra di Soligo Porto Mansuè batte Union QDP 1-0, San Giorgio Sedico batte Robeganese 3-2, Vittorio Falmec Porto Gruaro 1-1. Per quanto riguarda l'Eclisse Careni Pievigina abbiamo seguito questa gara contro lo Spinea, vittoria esterna dello Spinea. Andiamo a sentire il tecnico dei padroni di casa Stefano Della Bella, non propriamente contento. C'è un po' di contentezza da quella parte, giustamente, perché hanno preso questi 3 punti, un po' di amarezza da parte vostra, però non è stata la solita eclisse oggi. No, infatti eravamo contratti. Non so, forse avevamo anche meno brillantezza di loro, perché loro hanno fatto una buona partita, ci hanno sempre chiusi bene, se ripartivano noi eravamo un po' lenti, anche non solo quando avevamo palla ma anche quando la perdevamo a rientrare, e facevamo un po' il gioco loro perché ripartivano bene. Eravamo riusciti a a ripareggiarla, dopo una partita aperta, loro sì, forse con più gioco, però li avevamo contenuti anche discretamente, sapevamo che era una squadra che ripartiva, che faceva bene, e dopo c'è stato l'episodio del gol, forse con sicuramente un fallo non fischiato, là ci siamo fatti infilare e la partita è andata come è andata. Qualche difficoltà in difesa ho visto oggi, ma può aver pesato anche la Coppa? No? Appunto eravamo, ripeto, sempre in ritardo, sempre secondi sulla palla, e purtroppo le paghiamo ste cose, perché soprattutto il primo tempo ci avevamo messo più in difficoltà. Secondo tempo, bene o male, eravamo riusciti a contrastarli meglio, facevamo fatica ad accorciare davanti perché non abbiamo avuto le occasioni che avevamo avuto domenica scorsa, ad esempio. Sotto il profilo del gioco sicuramente abbiamo fatto un passo indietro. Sì, sono giovani, perché anche Segatti, insomma Francescon stesso, insomma sono giovani, qualche sbaglio ci possono stare, però in quei frangenti... Che certe volte abbassiamo la testa troppo presto, cioè anche se facciamo un errore dobbiamo pensare al pallone dopo, alla giocata dopo, invece restiamo forse troppo sull'errore certe volte. Loro sapevano che Dall'Andrea era in un buon momento di forma e hanno fatto una marcatura azzeccata. Hanno raddoppiato, però anche lui certe volte è andato a insistere su certe giocate invece di giocare più con la squadra. Andiamo avanti. Beh, certo. Andiamo avanti sicuramente, e anche noi andiamo avanti, passiamo dall'eccellenza alla promozione. Allora, terza giornata anche in questo caso, girone D, Marcon Fossalta 0-0, Cavarzano Caorle 0-0, sorpresa
Conegliano batte Treviso Academy 3-2, contestazione finale dei tifosi del Treviso al Narciso Soldan di Conegliano. Fontanelle batte Lovis Spresiano 1-0, Godega Trebaseleghe 2-2, Noventa batte Villorba 2-0, Opitergina batte Ponzano 1-0, Vedelago Vazzola 1-1. Più che mai vivo questo campionato che sembrava decisamente chiuso dalla presenza del Treviso Academy, invece non è così, ma staremo a vedere quello che succederà andando avanti in questo campionato. Passiamo al basket adesso, perché la TVB De Longhi è pronta in A1 per il basket. Il calendario vede la prima gara della TVB, attenzione perché avevamo sempre detto il 25, per esigenze televisive è stata spostata di un giorno l'esordio della TVB in casa contro l'Armani Jeans di Milano. Si gioca giovedì 26 settembre e vedete ci sono i palazzi blu, sono stati colorati di blu, meglio con degli effetti particolari per dare il via alla A1 appunto di Treviso. In bocca al lupo alla TVB. In Serie A2 femminile il Ponzano sarà al via regolarmente invece il 28 settembre con il DS Pizzolon, che ha concluso un accordo di collaborazione molto interessante con la Reyer Umana Venezia. In Serie B maschile, sempre di basket stiamo parlando, la Ruker Sanve ha presentato sabato pomeriggio le sue squadre, dalla prima squadra al tutto il settore giovanile al Parasport di Saccon di San Vendemiano. Poi in precedenza aveva sostenuto l'ultimo test contro i Tigers Cesena, aveva perduto 77-73 prima dell'esordio in casa al Palasystem contro Vigevano, che avverrà il 28 settembre. Sentiamo com'è andata per quanto riguarda questa partita e il futuro, insomma, nelle parole di Marco Mian. Presentazione a San Vendemiano della Ruker Sambe 2019-2020, alle nostre spalle il futuro con tanto mini basket e la tua squadra che sta facendo da sparring partner. Ma veniamo a quest'ultima amichevole che avete sostenuto prima di sabato prossimo, prima di campionato. Sì, allora amichevole che abbiamo sostenuto ieri contro Cesena, squadra che sapevamo molto fisica e molto attrezzata in un girone, quello C, che ha 4-5 squadre. Secondo me con 2 americani potrebbero fare tranquillamente 1-2, magari medio-bassa, ma potrebbero fare 1-2. Però sono molto contento perché siamo partiti proprio molto bene, concentrati, e abbiamo giocato una partita utilissima in tutti quegli aspetti che vogliamo continuare a migliorare, a crescere. Quindi i ragazzi ci hanno messo veramente tanto impegno, tanta attenzione e, ripeto, per me hanno fatto una più che buona amichevole. Iniziate contro Vigevano, avevamo detto all'inizio quando erano usciti i calendari che Vigevano potrebbe essere una delle favorite alla vittoria finale. Sì, iniziamo subito, come abbiamo già detto, con una squadra sulla carta, perché poi è l'inizio, tante cose, però è una squadra molto lunga, profonda, attrezzata. So che hanno un esterno brigato, infortunato, però ripeto, una squadra lunga e sarà subito una partita dura dove dobbiamo stare concentrati per tutti i 40 minuti e non attratti come sta avvenendo in questo periodo qui, ma comunque ci stiamo lavorando. E niente, alla fine gli ho detto alla squadra dopo l'ultima amichevole che cerchiamo di partire senza pensare a me, ma partire tenendo conto che 2 punti subito sono importanti, di non lasciare punti per strada subito. Come avevi chiesto di allungare un po' il roster e di allungare la panchina, sei stato accontentato. Hai una squadra che adesso se la può giocare. Sì, ho una squadra un po' più lunga, una squadra interessante, giovane, quindi per certe cose bisogna portare un po' di pazienza, per altre invece sono molto contento perché me l'aspettavo, però è un gruppo che non molla un centimetro, l'intensità è sempre molto alta, non ci sono cose da gestire e quindi ci sono dei pro e dei contro. Dobbiamo subito avere l'intelligenza che tutti sono importanti, che tutti diano il loro contributo e così facendo ci si può togliere subito delle soddisfazioni.
Lasciamo il basket e lasciamo la Ruker Sanve Marco Mian al campionato, passiamo al campionato femminile di volley di cui bisognerà ancora aspettare un pochino, 13 ottobre il via, ma c'è stata già la presentazione della squadra in piazza Cima a Conegliano nel weekend e c'è stata anche la prima amichevole giocata a San Donà di Piave dalle Pantere contro Montecchio, vinta per 4-0. Sentiamo Indre Sorokaite, eravamo in debito con lei, sentiamo l'intervista. Ci parlava di un segreto che svelerà soltanto a fine anno. Attenzione che Indre Sorokaite si è fatta anche male, leggera distorsione si dice, ci sono però delle analisi dei raggi in corso in questa giornata, ne sapremo magari di più nel corso delle prossime. Sentiamo Indre Sorokaite. Hanno fatto i complimenti in tanti, ma direi che quello che hai appena detto ti fa onore, perché professionista così, cioè, dopo aver avuto questi complimenti e venire qui lavorare, dice insomma complimenti. Sì, grazie, è molto bello avere l'opportunità perché sono una che crede, come dice Durant, no? Un giocatore di NBA, che il talento non basta, serve il duro lavoro, no? È un giocatore che ha magari meno talento e lavora tanto, può superare anche un giocatore che crede con un solo talento di poter vincere tutto, quindi mi piace lavorare e secondo me attraverso gli allenamenti che acquisisci una sicurezza maggiore e poi durante le partite c'è magari il componente di pressione, però lo sport è bello per questo, quindi farlo ai massimi livelli è molto bello. Se una battuta fai già 2 o 3 ruoli, l'obiettivo è farne 4 o 5? Non si smette mai di migliorare, sì, di imparare, quindi ogni fondamentale poi arricchisce tanto sia a livello personale che a livello professionale, per cui io sono pronta, mi piace la pallavolo, mi piace giocarlo, quindi ovunque sarò chiamata in causa cercherò di fare del mio meglio. Grazie. Bronzo, hai un sogno per questa stagione che arriverà con la maglia dell'Imoco? Sì, ma non ve lo dico. Ci tengo tanto, è stata una scelta importante per la mia carriera. Come ho detto, mi piace lavorare bene e qua veramente ho tutto quello che mi serve per esprimermi al meglio e vedremo cosa ne verrà fuori. Poi magari a fine stagione vi confesserò questo segreto, sì, certo. E noi aspetteremo fine stagione augurandoci che ci possano essere tanti successi per quanto riguarda l'Imoco e per Indre Sorokaite. Bene, chiudiamo ricordandovi soltanto che ormai è la settimana del via di numerosi campionati, basket, il calcio è già partito, il volley minore e sta per partire il rugby, sta per partire il campionato del Benetton, il Pro 14 e la prima partita si gioca sabato pomeriggio ore 18:15 a Monigo contro i campioni in carica, quelli del Leinster, partitissima assolutamente da non perdere, prendete già nota, siamo ai primi giorni della settimana. A tutti voi buona serata e buona giornata.